Non ce l'ha fatta Eleonora Chinello, la studentessa che stamattina è stata investita da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre andava a scuola in bicicletta. Venerdì a Castelfranco a morire in sella alla Vespera è stato un quindicenne. Morto a 64 anni Wolfgang Abel, il veronese che assieme a Marco Furlan venne condannato per 15 omicidi tra Veneto, Lombardia e Baviera, firmati con la sigla neonazista Ludwig. Molesta una studentessa quindicenne in stazione a Montebelluna e altri ragazzi, 24enne bengalese ubriaco arrestato dai carabinieri. Brutta esperienza, non lo augura a nessuno, ha detto una delle vittime. L'incendio nella notte nel magazzino di Zara in centro a Padova, i vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza il palazzo, chiusi negozi e ufficio soprastanti. Morto l'imprenditore Massimo Donadon, famoso nel mondo per le esche contro i topi, ricordo del nipote Riccardo, fondatore di H-Farm. Arrivata a Venezia la commissione UNESCO che dovrà valutare se inserire la città tra i siti patrimonio dell'umanità. A rischio l'appello di comitati e associazioni, ascoltino i cittadini. 6 anni fa il dramma di Vaia, l'uragano che nel 2018 colpì il Veneto devastando ampie zone di montagna. Il ricordo di questa devastazione e le opere di ricostruzione. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Prima però, come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, rilanciamo il sondaggio che abbiamo già mostrato nella nostra prima edizione, ed è un sondaggio che riguarda un dibattito che si è riaperto di fatto la settimana scorsa con l'apertura a un impianto nucleare o più impianti nucleari a Porto Marghera. L'ha lanciata Renato Brunetta, era un evento di Fondazione Venezia per la salvaguardia ambientale, una ipotesi che ovviamente ha riaperto il dibattito sui rischi, sui costi di questa forma di energia, ma anche sulle opportunità o meno di questa forma di energia. Ha trovato sponda Brunetta nel ministro Pichetto Fratin, che era quel giorno a Venezia, e poi anche sabato nell'incontro del centrodestra per i 2 anni del governo Meloni con il ministro Urso. C'è anche l'apertura di Confindustria, contrari gli ambientalisti. Allora vi chiediamo nel sondaggio di questa sera se è percorribile davvero l'ipotesi nucleare a Porto Marghera. 0422 162 6691 per il sì, 0422 162 6690 per il no, come sempre chiamata gratuita, e potete continuare a dire la vostra nel corso dei telegiornali, anche successivamente, anche all'inizio di Ring, e poi come sempre l'esito questa sera a Ring. Adesso la cronaca. Soltanto venerdì scorso vi abbiamo raccontato della 4ª vittima in Veneto dall'inizio dell'anno scolastico, quindi in poco più di un mese, la 4ª giovanissima vittima di incidente stradale mentre si recava a scuola. Era un quindicenne, il quindicenne Kevin Gentilin a Castelfranco in sella alla Vespa. Domani peraltro ci sarà l'ultimo addio in città. Ebbene, è una lista gravissima, terribile, che deve essere aggiornata con una nuova vittima, la studentessa di 14 anni questa mattina investita da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. I medici hanno tentato il tutto e per tutto per salvarla, ma alla fine non ce l'ha fatta la studentessa di 14 anni che questa mattina è stata investita da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre stava andando a scuola. La vittima è Eleonora Chinello. La minorenne stava percorrendo via San Polo all'incrocio con via Galileo Galilei per raggiungere la pista ciclabile. Doveva andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata ad Olo, sede dell'istituto superiore che frequentava da un mese e mezzo, ma è stata centrata in pieno da un'auto, una Golf guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore. L'uomo si è fermato e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che ha trasferito la ragazza in ospedale a Padova, dove è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico, ma le ferite erano troppo gravi ed è deceduta nel pomeriggio. Un residente di via San Polo, uscito di casa dopo aver udito il botto provocato dall'urto dell'auto con la bici, racconta che la strada è pericolosa e spesso le auto sfrecciano a folle velocità. È una roba impressionante, d'estate hai visto come. Io ho paura perché vengono fuori sempre col trattore. Sul posto la polizia per i rilievi e i carabinieri per la viabilità. Verranno condotti gli accertamenti di rito sul conducente per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente nel Padovano con protagonista studenti che vanno a scuola dopo le morti a fine settembre del 18enne di Mestrino Alessandro De Marchi, vittima di un incidente in moto davanti all'istituto Scarcerle a Padova, e di Sofia Gambato, 17enne di Campodarsego, investita in via Belzoni
Pisoni, sempre a Padova, mentre stava attraversando la strada per entrare al liceo Selvatico dove studiava. Altri 2 giovanissimi studenti delle scuole medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupoli e Noventa Padovana. E infine la tragedia della piccola Olesia, la 12enne ucraina, investita e uccisa da una motrice di un treno mentre stava attraversando il passaggio livello con le sbarre abbassate in via Friburgo a Padova. È morto Wolfgang Abel, lo ricorderete, assieme a Marco Furlan venne condannato per i 15 omicidi tra il 1977 e il 1984 firmati con la sigla neonazista Ludwig tra Veneto, Lombardia e Baviera. L'epicentro fu il Veneto, soprattutto il Veronese. Aveva 64 anni. Nel settembre 2021 era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo essere stato colto da un malore. Era stato trovato nella sua abitazione di Monterico di Arbizzano, nel comune di Negrarra, dalla badante della madre. Nell'accaduto aveva subito un trauma cranico ed era finito in coma, dal quale non si era più risvegliato. Il decesso, da quanto si è appreso, è avvenuto alcuni giorni fa nella sezione stati vegetativi dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrarra. Abel, che si era sempre peraltro professato innocente, aveva scontato 32 anni tra carcere e arresti domiciliari ed era tornato completamente libero nel 2016. Ha molestato ragazze e ragazzi in stazione a Montebelluna, in particolare una studentessa quindicenne. Per questo un 24enne bengalese ubriaco è stato arrestato dai carabinieri. Ha avuto come un blackout, si è giustificato davanti al jeep. Brutta esperienza, non la auguro a nessuno, ha detto una delle vittime. Io ho visto i carabinieri mettere sto ragazzo dentro la macchina, che hanno proprio arrestato, di mettere dentro la macchina. Abbiamo visto la scena. È stato fermato dai militari dell'Arma dopo una breve fuga il 24enne bengalese domiciliato a Treviso, che si è reso protagonista di un pomeriggio di follia e molestie tra la stazione delle Corriere e quella dei treni a Montebelluna. Sono circa le 13 di venerdì. L'uomo, raccontano alcuni testimoni, si aggira nei pressi di Piazzale 4 Novembre visibilmente alterato. Il barista del vicino locale se lo ricorda così. E è passato qua anche a acquistare sigarette, mi pare, che era un po' frastonato, diciamo. Quindi era passato anche di qua, aveva acquistato delle sigarette, era un po' alterato. Sì, era già un po' strano, diciamo, li chiamano un po' strani. Non ha bevuto alcol? No, da noi non ha bevuto alcol, ma era arrivato già così. Il peggio poco dopo, quando il bengalese comincia ad avvicinare studentesse e studenti che stanno rientrando da scuola. Era un po' ubriaco sto ragazzo qua. E l'abbiamo trovato là dalla parte lì, dietro il binario. Sono andato da lui perché stava urlando. L'ho salutato, era bello ubriaco, era tanto ubriaco. Sono arrivati gli altri ragazzi lì con noi, ha iniziato un po' a toccarli, ha toccato un ragazzo, gli ha fatto tu sei mia moglie, tu sei mia moglie. Le attenzioni peggiori però le ha per una ragazzina quindicenne che viene palpeggiata nelle parti intime. I carabinieri arrivano sul posto quasi nell'immediatezza. Il 24enne è talmente alterato che nonostante la presenza dei militari continua ad avvicinarsi pericolosamente alla minorenne con l'intenzione di importunarla ancora. La breve fuga, poi l'arresto con il trasferimento nel carcere di Santa Bona. Nelle scorse ore, dopo l'interrogatorio di garanzia, è stato sottoposto a obbligo di firma giornaliero, quindi scarcerato. Davanti al GIP ha riferito di aver avuto come un blackout dopo aver bevuto del whisky e di non ricordarsi nulla. Peccato che i presenti si ricordino tutto. È stata una brutta cosa, non lo auguro a nessuno, ha confidato la stessa quindicenne, e tra le coetanee c'è apprensione. Di giorno è un luogo abbastanza tranquillo, però la sera, se vieni tardi, trovi un po' di persone che non ti puoi fidare, perché magari ci sono degli uomini grandi che magari ti possono anche rincorrere. Poi dipende anche di dove ti trovi, poi anche dalla gente che ti trovi davanti. Ed ora l'incendio al magazzino Zara nei sotterranei di un palazzo sull'Iston a Padova. Il super lavoro tutto il giorno dei vigili del fuoco intervenuti nel cuore della notte. Siamo arrivati e siamo trovati davanti a una realtà un po', come si può dire, un po' complessa, nel senso che non avevamo accesso al negozio, dovevamo entrare per forza di cose nel magazzino, perché l'incendio è successo nel magazzino. Sono le 3 della scorsa notte quando un incendio si sviluppa nel magazzino di Zara, al piano interrato di questo storico palazzo di Piazzetta Pedrocchi. Tutto lo stabile e alcune abitazioni viene fatto evacuare per iniziare il lavoro di spegnimento dai 16 vigili del fuoco
intervenuti subito con 5 mezzi che, abbattute alcune grate dopo aver bagnato le pareti esterne per abbassare la temperatura, riescono a entrare nel magazzino. Abbiamo avuto una visione, una panoramica più chiara, abbiamo abbattuto il grosso dell'incendio e poi siamo entrati da questa parte e là abbiamo finito. Ecco, questo è il grosso. Solo nel seminterrato le fiamme? Le fiamme solo nel seminterrato, però adesso abbiamo il problema che tutti gli spazi condominiali sono stati invasi bene o male dal fumo. Per tutto il giorno il lavoro è stato incessante, acre l'odore di fumo che si sentiva in tutta la piazzetta dove si sono ammassati sacchi di rifiuti. Chiuso il negozio, impossibile in mattinata l'accesso agli uffici sovrastanti. Questa mattina alle 6 sono arrivate 2 pattuglie della polizia sotto casa mia a prendermi. Pensavo che mi arrestassero, invece no, mi hanno detto che era un incendio e che però l'ufficio non era andato a fuoco, quindi che non c'erano problemi gravissimi. Fondamentale per i vigili del fuoco, coordinati da 2 funzionari, capire i danni da residui di combustione. Le fiamme si sono limitate al magazzino, per fortuna, per procedere poi alle verifiche statiche. All'interno per buona parte della giornata si entrava solo con le mascherine. Gli investigatori sono adesso al lavoro per capire le cause che potrebbero essere di natura accidentale, forse dovute a un problema elettrico. Un incendio da Zara fa specie comunque. Beh certo, sì, fa specie perché nessuno se l'aspetta di andare a lavorare, che il proprio negozio, insomma, il magazzino credo che abbia preso fuoco. Non so, speriamo che risolvano presto. Non ho ancora quantificati i danni, ma si tratta sicuramente di cifre molto ingenti. Una storia che ha fatto letteralmente il Giro d'Italia in poche ore è quella del materasso recuperato al centro di raccolta di Montebelluna, nel quale erano stati nascosti dalla proprietaria ben 50.000 euro. Sono oggetti di una vita di lavoro della mamma, della signora. Aver perso un valore così alto sì, sarebbe stato un disastro familiare. Per fortuna tutto è andato bene e siamo stati tutti tempestivi. Diciamo che nel giro di un'ora e mezza il problema si è risolto. È scesa in campo persino la protezione civile per recuperare il materasso di una signora di Montebelluna nel quale erano stati nascosti i risparmi di una vita, 50.000 euro tra contanti, buoni e gioielli. Quel materasso, usurato dal tempo e abbandonato nel garage di casa, era stato portato poco prima al centro di raccolta dalla Colf, ignara del tesoretto. L'allarme, lanciato dalla figlia dell'anziana una volta capita la situazione, ha mobilitato mezza città. Attraverso l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio Ecologia e la Protezione Civile siamo intervenuti per far riaprire il card durante la sera e recuperare questo materasso. Quindi tutto è stato restituito alla proprietaria. E quello che so è che invieranno una comunicazione di ringraziamento al sindaco, ma più che al sindaco direi a tutti i funzionari del comune che sono intervenuti. Insomma, un sabato sera di apertura straordinaria per il card, con le ricerche che hanno avuto quasi subito esito positivo. Perché era proprio all'inizio, per fortuna, del cassone, perché sennò ci voleva addirittura una piccola ruspa e svuotare il cassone il giorno dopo, un po' alla volta. Una storia a lieto fine che ha fatto il Giro d'Italia, ma potenzialmente non così straordinaria o unica. Non è così raro. Non credo sia così raro, c'è sfiducia a volte negli istituti e quindi specialmente negli anziani si ricercano le soluzioni di una volta. Credo che quando viene a mancare un genitore, soprattutto di una certa età, che hanno una certa mentalità dei soldi che stanno meglio a casa nascosti che in banca, di controllare bene. Ci sono ancora persone che tengono tanti soldi sotto il materasso? Certamente sì, magari soldi che non vengono dichiarati. Poi Montebelluna è un po' particolare magari. Diciamo che sta aumentando questa situazione, perché forse conviene tenerli a casa, che sono più al sicuro che le banche. Si terranno con tutta probabilità venerdì mattina nel Duomo di Treviso, quindi restiamo ancora nella Marche, i funerali di Massimo Donadon, l'imprenditore noto in tutto il mondo e che ha fatto fortuna in tutto il mondo in un campo particolare, la deratizzazione. Lui era giovane dentro e fino all'ultimo innamorato della vita. Riccardo Donadon racconta così lo zio Massimo, scomparso domenica all'età di 91 anni. Uno dei volti della Treviso inventiva e operativa, quella che è già passata alla storia come il dinamico Nord-Est. Massimo Donadon era per tutti l'imprenditore che ha saputo fare fortuna sui topi. Con la sua Mayer Brown Deutschland ha trovato la nicchia di mercato che nessuno aveva ancora esplorato.
L'idea era partita già con la Treviso del dopoguerra, dove per quasi ogni casa c'era una stalla e mosche relative. Un modo per liberarsene senza il DDT che rovinava il latte e con maggiore efficacia delle strisce moschicida era il suo obiettivo. Poi la deratizzazione e la grande sfida del 97 di liberare dai topi una metropoli come New York. E lì entra in gioco la creatività trevigiana, prendendo letteralmente per la gola i ratti con esche al gusto di fast food. Un successo che gli ha permesso di arrivare a 17.000 punti vendita con 30 laboratori nel mondo. Ma la testa sempre lì, tra Treviso e Carbonera, con quella casa dalla facciata che ricorda un palazzo dei 300 in miniatura. È lì che il giovane Riccardo si è ispirato per imprese come E3 e ora Each Farm. Allo zio io devo molto. Quando ero ragazzino mi ha ispirato e dato fiducia, consigliando ai miei genitori di lasciarmi andare, di fare la strada che volevo fare. Aveva questa straordinaria capacità di leggere la società, le diverse sfumature, con un saper stare nelle diverse situazioni incredibile, con una capacità di dissacrare la scena, con quella genuinità e furbizia che è tipica di un territorio, di una generazione pazzesca che ha fatto delle cose straordinarie. Ed è quella generazione che oggi saluta Massimo Donadon, il cordoglio di Luciano Benetton, di Massimo Colomban, di Roberto Castagner, solo per citare alcuni dei suoi amici stretti, raccolto nelle parole del presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. Era un punto di riferimento e io ho sempre avuto un ottimo rapporto e sono sempre stato spronato dal suo modo di pensare positivo e quindi grazie a Massimo per quello che hai fatto. Ma il messaggio che lascia è nelle parole di un Riccardo Donadon visibilmente emozionato. Ci ha insegnato che gli anni sono una convenzione e che lo spirito può essere ancora più forte. Dovrà valutare se inserire Venezia tra i siti patrimonio dell'umanità a rischio. È arrivata in città la commissione UNESCO. Ampliamento dell'aeroporto Marco Polo per far atterrare 21 milioni di visitatori l'anno entro il 2037, sostanzialmente un volo al minuto. Un nuovo terminal crociere a Porto Marghera con nuovi scavi di canali in laguna. Un'altra stazione ferroviaria a Santa Marta, quella attuale a Santa Lucia è già frequentata da circa 82.000 persone al giorno. 2 nuovi mega alberghi da 770 camere al Tronchetto, presumibilmente con una capacità di circa 1.500 posti, nuovi approdi di lancioni Gran Turismo dalla terraferma a Venezia. Sono solo alcuni dei progetti o delle ipotesi di progetto per i prossimi anni con cui la città si presenta all'esame della Commissione UNESCO, che dovrà valutare ancora una volta cosa si stia facendo per limitare un'invasione turistica arrivata ad oltre 30 milioni di persone l'anno. UNESCO deve ascoltare i cittadini e deve ascoltare le associazioni, perché così solo può immergersi in quella che è la vera Venezia e non quella raccontata dall'amministrazione. Il racconto dell'amministrazione è molto bello, ma non è vero, cioè è un racconto che serve a vendere Venezia e Venezia è già stata venduta abbastanza. Il giorno di ricevimento delle associazioni è giovedì, 5 minuti a testa, ci dicono. Le opposizioni in Consiglio Comunale hanno inviato una lettera formale per essere ricevuti. Tutta la città insieme invece si presenta assieme ad alcune associazioni. L'UNESCO deve dare 0 a Venezia perché di 5 richieste che ha fatto sul turismo, sulle abitazioni, sui progetti futuri, sulle navi fuori dalla laguna, Venezia non ha fatto nulla di positivo in questi anni, 0. Fino a quanto si può spremere ancora il limone? A Venezia ci sono solo 104 ettari di spazio pubblico urbano, cioè di strade e campi percorribili. Ciò significa, calcolatrice alla mano, che nelle zone centrali si arriva ad una media di 2,16 metro quadro a turista. Gli affitti di libero mercato sono molto alti e non si trovano neanche case più in affitto, perché adesso ai proprietari conviene comunque affittare ai turisti. L'ultima volta Venezia si è salvata per un voto del Giappone sulla base dell'introduzione del biglietto d'accesso, ma nei primi 11 giorni di ticket sono entrati mediamente 6.345 turisti in più dell'anno precedente. Se continua così sarà un parco al tema mal gestito, mal non gestito. Se invece si farà qualcos'altro potrà ricominciare a essere una città con una serie di politiche a favore sia dell'abitazione ma soprattutto del lavoro anche per le giovani generazioni. L'ambiente e i cambiamenti climatici, forse fu l'evento di cui parliamo adesso per la prima volta a farci rendere conto davvero che c'erano i cambiamenti climatici in atto. Parliamo dei 6 anni
dalla tempesta Vaia, l'uragano che nel 2018 colpì il Veneto devastando soprattutto ampie zone di montagna, ma i suoi riflessi ci furono anche in ampie parti del Veneto. Gli effetti peggiori ovviamente li vediamo in queste immagini proprio sulla montagna. Sono passati 6 anni, allora il ricordo della devastazione di questo evento di eccezionale violenza e anche le opere di ricostruzione le vedremo nel telegiornale di Treviso. Io vi ricordo che domenica alle 21 torneremo a mostrarvi in prima serata il documentario su quel terribile 2018, il Veneto alluvionato e la tempesta Vaia, ore 21 di domenica, ne parleremo in questi giorni. Adesso vi lascio al meteo e poi al telegiornale di Venezia. Arrivederci.